Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo a Monza e 11esimi in griglia, ragazzi, mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente. E la cosa peggiore è che tre aggiornamenti non sono andati a buon fine, il motore, aerodinamica e aerodinamica. Purtroppo le cose più importanti non sono andate in porto, è anche vero che quando ci sviluppiamo a Singapore siamo davanti anche alla McLaren, e vicinissimo Renault, siamo veramente cresciuti tantissimo come scuderia, sono felicissimo. Ripeto, speravo una qualificazione tra la top 5 anche, sono sincero, perché il Monza è proprio la mia gara in assoluto, quindi tutto è concesso, anche con una Marussia dei tempi d'oro o con la Caterham posso fare bene, proprio una delle mie gare insomma favorevoli, una delle più favorevoli. Niente, speriamo di far bene in gara, l'obiettivo è almeno finire tra i primi 7, questo diciamo è l'obiettivo comendiano. Ascoltate, c'è il mio ingegnere, mi ha detto che anche se la pista è di casa devo affrontarle come tutte le altre, ma assolutamente no, ingegnere, io faccio quel cazzo che voglio, e silenzio anche. Silenzio e basta. Ecco. Va bene, va bene, va bene. Allora, mettiamo strategia, ci cazziamo 28, essere più tranquilli. E niente, pensavo meglio sinceramente la qualifica. Vai, 10° posto. Recuperiamo una posizione per la squalifica di qualcuno, ma sto rettilineo iniziale mi fa un po' paura con sta macchina che non ho l'aggiornamento tutti a Singapore, per carità. Cosa fa? Un pazzo Gasly. Crazy Gasly. Crazy Gasly. Incidentone di là, grandi, dai, safety car, così. Collisione con Leclerc, ma dove? Ben fatto, buona partenza. Non facciamo l'errore di... Mamma mia, per poco errore di Vettel, anche no, grazie. No, qua provare all'esterno è impossibile, infatti. Subito sfida con Charles. Sfida con Charles. Dai Kume, spingi come un porco lodro. Dai Kume, dai. Devo stare molto attento anche qua. Ma guarda Leclerc, fammi passare, madonna lo... Sono io il primo pilota, fammi passare. Adesso rischio di perdere la posizione. Ah. Vaffancuore. Ocon. Primo giro andato. Posso provare adesso ho tutto, Dai, 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 devo rischiarla. Attento come attento, very good, very good. 7th place. Molto bene, guarda che lotta davanti, dai, uccidetevi, grazie. No, forse vado un po' lungo, no, mi salvo. E qua le penalità sono all'ordine del giorno, purtroppo. Io starei molto attento che le chicane in prove libere me ne sono accorto. Cioè le chicane, scusatemi, i cordoli. Saranno 27 giri di fuoco proprio. Guardate Leclerc che deve rompere i maroni. Qua vado leggermente lungo per non colpirlo ragazzi, perché sennò era incidentone tra Leclerc e Veneziano. Leclerc ne ha. Ma la parabolica c'è solo Veneziano. Guarda Gasly. Gasly sta rallentando Kimi. Vai, sorpasso. Da adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS. Vai, 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 vai. Basta Gasly, non mi interessa Kimi. Devo passare, sarà durissima. E ce la fa Veneziano, pulitissimo anche. Bravo. 6th place. Ragazzi ricordo che dove vado bene sono diciamo le mie gare favorevoli, quindi se guardate la media delle gare non è 6º o 5º posto, quindi livello 95 è più che sufficiente, magari si può aumentare con una super macchina, per carità del Signore, però poi col fatto che adesso c'è la carriera che ogni anno cambiano le regole, ma il prossimo anno mi trovo una squadra scarsa, quindi cioè,
occhio, il Kumendone non può andare sopra il 95, non ha le capacità, così ci divertiamo. Poi chi ha scritto che la Sauber non può arrivare quinta? Se è un gioco e se ci sono il cambio delle prestazioni non siamo più ultimi, siamo sesti, anzi forse quinti come scuderia, ragazzi, lì di merda. No vabbè, ma non può, no, vabbè, però non può fare questo Leclerc, dai, ma che cazzo fa... No parole. Leclerc mi ha rotto il cazzo, Gasly mi ha beffato, bene. Ok. Altro giro andato. Macchina non è rotta per fortuna. Guarda se Gasly deve rompere i maroni così. Il piccolo Gasly. Devo stare su bassa adesso perché devo recuperare un po' di airs. Sta toro rosso show. Cioè Gasly è sesto ragazzi, quindi insomma tutto è possibile. Abbiamo fatto un sviluppo della macchina incredibile, sono tanto soddisfatto di questo. Abbiamo sviluppato un po' tutto, motore, aerodinamica, telaio, tutto. E le sporo Leclerc. Ma me lo risupero. Ciao Charles. Ciao Charles, ciao. Bandiera verde, bandiera verde. Cosa è successo? Siamo Ah, di nuovo problemi in gara. chicane. Problemi chicane. Ok, Leclerc un po' dietro adesso. Dai, dai, Kume, dai, 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 dai. Buono. Che Gasly sta andando bene per il momento. Complimenti al gas. Sempre settimo. L'importante è se Leclerc mi sta dietro ho più tranquillità di cercare di prendere Gasly, ma così no. Cioè con Leclerc dietro no. Più di un secondo di distacco, porca miseria. Ok. Adesso mi prendo. Sorpasso. E vediamo se Gasly può ancora rompere i maroni. Vai, 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 vai. Prima ancora il DRS. Ciao baby, ciao baby, ciao. Adesso me lo ciuccio, me lo ciuccio. E il Kume se l'è ciucciato bene. Sixth place, di nuovo, adesso devo tenerla però. A tutti i fottutissimi costi. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,2 secondi. Delizioso, bravo Kuma. Box, box, box. Veloci ragazzi, siamo stati i primi per qualche giro, che bello. Non Vai. dare gas. Vediamo dove usciamo. Fai attenzione alle gomme Siamo adesso, quinti, devi sesti. finire la gara con il treno attuale. Siamo nella posizione dove eravamo prima. Però abbiamo recuperato qualcosa perché siamo molto vicini a Raikkonen, che bello. È bravo Kuma. Raikkonen con le medie? Oh però... Boh.
Forse non riesco a tenere con queste gomme, mi sembra impossibile, cazzo. Oh my god. Finora nessun ritiro comunque. Lunghetto, lunghino, lunghino, brutto errore. Brutto errore dove appena esco dai box è sempre la stessa solfa. C'è niente da fare. Forse ho recuperato una posizione. Sì, ero settimo forse. Vedo Ricciardo. No, boh. Vabbè. Brutto errore subito però. Appena uscito dai box. Non mi piace sta cosa. Ho perso almeno un secondo o due. Ok. Metto la prima per il sesto posto, chiaramente, come è giusto che sia. Però non capisco perché tutti hanno messo le medie. Questo mi spaventa un po'. Speriamo bene, raga. Speriamo bene. Siamo quinti, incredibilmente. Hülkenberg è andato ai box tardissimo, ha perso. No, incredibile. Il Cume, quello che non fa con il talento, lo fa con le strategie. Che danni, strategie impeccabili. Ma perché sti errori? Perché? Sono uscito dai box non bene. Primi errori tutti fuori dai box. Ricciardo mi supera comunque. Anche se ho la mescola migliore. No, ma ste gomme non stanno, non ci no, ste gomme mi stanno dando molti problemi. Non capisco il perché. Vabbè, Ricciardo mi superava comunque, quindi va bene lo stesso. Però non capisco sti errori come indiani. Ok. Sappiamo che Ricciardo è insuperabile, cioè nel senso ha una macchina troppo superiore. Si vocifera la voce Max Cume, ma la vedo molto dura. Ok. Noi teniamoci Ricciardo così magari ci spinge un po' avanti. In realtà possiamo anche superarlo. Oh, la lotta con Rich. Lo superiamo Rich. Grandissimo. O Ricciardo ha problemi o non lo so. Non me l'aspettavo sul sorpasso così. Raga, manca poco. Manca poco. C'è da dire che dietro se le sono date di santa ragione con Ricciardo che, come detto, comunque dei problemi meccanici ha rallentato molto. Sono dopo, insomma, lotta con anche Leclerc, Sainz, Gasly, Ricciardo e ne ho approfittato tanto, a parte sto errore scandaloso. Vedi, quando ricomincio a parlare sono dolori. Stai dell'erogazione delle RS e perdendo energia prima della fine del giro. Diminuisci l'erogazione delle RS per evitare che accada. Stai zitto. Dai, stiamo andando bene. Comunque tutti con le medie. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9. Non li ho capiti sinceramente. Tutti con le medium, ne ho approfittato tanto, li ho dato via merda a tutti, io con le soft e godo. Non l'avevo capita questa strategia della CPU. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Molto bene per noi, un quinto posto fondamentale, Hartley o Hartley, come volete voi, o Brandon, come volete voi, insomma. Ritirato, l'unico. Grande Valtteri, 1.26. Ok, 1.25, beh, sono un secondo in più meno di me comunque. Cioè, siamo a metà classifica come prestazioni scuderia. Quindi, insomma, non siamo messi male. Ok. Un super fantacume. Ragazzi, lo sapete, ho le gare favorevoli e quelle sfavorevoli. Però, ripeto, è un gioco. La macchina non è più l'ultima, quindi tutte normali. Infatti Leclerc è sesto, cioè. Questo è il bello, ma il prossimo anno sarà la prima. Sarà la più forte, non so, la Toro Rosso, la Big delle monoposto.
Quest'anno è ancora più incerto tutto. Che in realtà mi sono di fare podium, non sono sincero, l'ho fatto anche con la Renault, che era ancora più scarsa all'epoca. Molto bene. Ok. Leclerc dietro stanno lottando di brutto, Però metterle medio non lo capisco sinceramente. Vettel 1.24.9 per il Bibitarus. Si sta nuvolando, un po'. Molto good, molto good. Infatti guarda quanto sto guadagnando dagli altri. Scelta azzardata degli avversari, io l'unico così. Le gomme vero sono al 45%, però. Vai di hot lap, proviamo. Sei all'ultimo giro. Vediamo cosa riusciamo a fare. Se riusciamo a strappare un buon giro. E già siamo partiti male. Dopo ci sono punti importantissimi. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Infatti, brutto giro va bene. Ci ho provato. Non ho più le gomme, chiaramente. Per provare un fastest. Solo un però c'ho un fastest addirittura a Paul Ricard, gara che ha fatto cagare. Proprio veramente incredibile il mondo. Vettel scatenato, ma non basta. Guarda le gomme, non la tengo più. Meno male che è finita. Gara in solitario alla fine grazie a una strategia discutibile degli avversari. Oh yes, oh yes. Ottimo quinto posto in casa. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Va bene. Molto bene. Ed ecco i piloti che salgono sul podio dopo Prossime Singapore saranno incognita. Fantastici, come sempre. Però ho sfruttato la gara favorevole, devo sfruttare ragazzi. La mia media comunque è settimo, ottavo posto. Guarda Leclerc sesto, godo. Ottimo risultato per Sebastian Vettel che aumenta il suo primo sì. in cima Noi settimi. Passando al pilota del giorno. I primi degli umani. Tu chi sceglieresti? Leclerc vinceva. Credo sia stata una delle costruttori quarti ragazzi, ciao fioi. Ciao proprio, ma speriamo di continuare così. E ora vediamo la classifica. Grandi fioi. Ottima giornata sì, amore. oggi, tu che cosa ne pensi? Pensi che il tuo rivale abbia imparato qualcosa dal vostro duello? Non come me, infatti. Non è facile sfidare un cumendiano. Possiamo dire che stai andando al di là delle aspettative, no? Dovrebbero aspettarsi di più. Beh. Stavi zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Vincere, ok. Perfetto. Hai dato una bella lezione al tuo rivale, no? È per questo che mi chiama sempre signore. Ciao, fiori. Ti ringrazio. Grazie, amore. Ciao. Guarda che era sottile quello. Il grande sottile. Vediamo un po'. Le rivalità forse l'ho persa con Leclerc, però. Mo' vediamo. Ho vinto, yes, 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 yes. Mentre siamo a -1 da Nicolino Hülkenberg, cazzo. Bisogna battere Nicolino. Raga, un saluto del comodone veneziano. Godo, godo, godo. Ciao!